Domenica 15 maggio, via Roma di Albignasego ha fatto da palcoscenico a moltissimi commercianti del nostro territorio, grazie all'iniziativa dell'associazione Punto A. La motivazione per la quale è nata la nostra associazione commercianti ha uno scopo ben preciso per il commercio, di riuscire a portare più persone dentro sui nostri punti vendita. In poche parole, portare la gente alla scoperta dei punti vendita è 1 chilometro di strada dove io l'ho battezzato il salotto più lungo d'Italia, circa una presenza di 150 bancarelle con tutti i generi di attività, in modo tutto completamente innovativo. Proprio un nuovo centro commerciale, un nuovo modo di cui vorremmo portare la gente a pensare che non serve andare sulle tradizionali diciamo così, centri commerciali, basta andare ad Albignasego dove una volta all'anno le diamo questa possibilità e poter apprezzare le nostre attività. L'iniziativa è stata molto apprezzata dai commercianti di svariati settori, tra cui... Ciao a tutti, Sandro Visentin della ditta Vega, anche quest'anno siamo qui presenti in via Roma con il Punto A, che ci aiuta sempre nel svolgere il nostro lavoro e incitare gli artigiani e i commercianti nell'esporre, farsi vedere, farsi mettere nel pubblico. L'azienda mia, come vedete, è specializzata in cancelli automatici, porte automatiche e tutto ciò che è automatico nell'azienda e della casa. In particolare abbiamo un allarme molto sofisticato che è wireless sia per interni che per esterni. Da questo allarme si può anche aggiungere videosorveglianza e cominciare a fare una piccola domotica per la casa. Quest'anno festeggiamo i nostri 17 anni di attività, presenti qui nel territorio, nella nostra bellissima città di Albignasego. Mi chiamo Nadir, sono uno dei 2 titolari della VIS. È la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione, penso che sia un buon presupposto per farci conoscere nel territorio. E noi ci occupiamo di serramenti, porte blindate, porte interne, siamo dei produttori di avvolgibili. È stata rinviata a sabato 21 maggio la festa dell'associazione Punto A, che vedrà protagoniste griglie ardenti e pizze per tutti i concittadini. Come appunto previsto dalla Meteo, ieri sera, che dovremmo avere avuto la serata per festeggiare il decennale dell'associazione commercianti nati nel 2006, dunque sono già 10 anni che operiamo qui ad Albignasego, a causa maltempo questa festività l'abbiamo rimandata sabato prossimo 21, sempre alle ore 19.